Il Veneto, come il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, sono la porta d'ingresso dei rifugiati ucraini. In attesa del conferimento per decreto del ruolo di commissario territoriale per l'emergenza, il presidente Luca Zaia sottolinea la necessità di intervenire affinché i profughi senza Green Pass possano, con un provvedimento ad hoc, viaggiare sui mezzi pubblici per raggiungere amici e familiari residenti nel nostro paese. La proposta qual è? Udite, udite. Di garantire il superamento per il trasporto, quelli che devono andare in Sardegna, aereo o traghetto, non salgono se non hanno il Super Green Pass, giusto? E quindi di dare la possibilità di fare punto a punto il superamento, cioè fanno il tampone, salta sul traghetto, va a casa di chi deve andare e si chiude lì. Questo è il superamento. Non è che abbiamo detto che se c'è un regime di Green Pass o Super Green Pass per i cittadini, l'ucraino va in giro dappertutto senza... cioè le regole sono uguali per tutti. Abbiamo semplicemente detto, parlando anche con il Ministero della Salute, di fare da punto a punto. Questa è stata la proposta che abbiamo detto, che ci sembra ragionevole, perché se no restano in piazza a Verona, restano in piazza a Vittorio Veneto, restano in piazza a Padova e non riusciamo a garantirgli il trasporto. Allora, tampone, ti fai il viaggio, arrivi dove devi arrivare, finisce lì. Questo è il superamento del Super Green Pass. Quanto alle offerte di aiuto, oltre al conto corrente per le donazioni, la Regione Veneto ha attivato anche una mail dedicata per chi vuole mettere a disposizione un appartamento per l'accoglienza. Si tratta ovviamente di un gesto assolutamente volontario. E se la guerra rappresenta la nuova emergenza, sul fronte dell'epidemia almeno i dati sono confortanti. La blu è